Allora, giusto una curiosità, ma voi dell'ANCI, voi dico sindaci, amministratori locali, rappresentanti istituzionali riuniti nell'ANCI, ma poi comunque sindaci, avete delle consulenze con degli epidemiologi dirette per sapere come comportarvi, delle voci? No. Beh, allora penso che ci sia stato di tutto e di più in questi mesi. No, ma appunto per non una voce unitaria a livello che vi dà da consulenza. Appunto dico, tante volte se qualche medico magari non fosse intervenuto avremmo avuto meno confusione, ecco. Ci sono delle persone autorevoli, giustamente come diceva il professor Palù, sarebbe bene magari parlassero coloro che hanno magari anche pubblicazioni scientifiche, che hanno esperienze all'estero, che hanno maturato. In modo che chi poi amministra, visto che ha una responsabilità di vario titolo, abbia almeno una voce autorevole. Sì, però ma a livello nazionale anche, a livello regionale, cioè, non occorre che poi il sindaco singolo abbia il virologo di fiducia che gli dica le cose, cioè basterebbe che a livello nazionale e regionale ci fosse magari una voce, che non ci fossero tutte le interviste che ci sono state fino adesso, alcuni anche pagati. Sì, e vabbè, lasciamo, e su questo, vabbè. Insomma, va bene, per cercare di evitare la confusione, perché poi anche noi ci troviamo in balia nel momento stesso in cui devono essere prese delle decisioni e dai retta all'uno o dai retta all'altro. Esatto, era questa la perplessità. Ce ne avevamo prima, ripresa del lavoro, si diceva, e se anche lo smart working, come si tende ad auspicare, prenderà altre vie, ovvero la ripresa del lavoro. Come vede questa situazione? Perché allora c'è chi è favorevole, chi anzi dice bisognerebbe istituzionalizzarlo nella pubblica amministrazione, ci sono amministratori pubblici che dicono per carità, alcuni della pubblica amministrazione proprio manco mettono le mani al lavoro, e nel privato la stessa situazione, città che soffrono, perché abbiamo visto Milano che sta soffrendo per questa situazione. Ma anche Padova? Esatto, pubblici esercizi allora come la vede? Allora, secondo me, innanzitutto c'è da distinguere tra la terminologia, il termine smart working e il telelavoro. Lo smart working, questa terminologia inglese, sta ad indicare un lavoro che viene fatto da remoto, quindi da computer per intenderci, in base a degli obiettivi. Quindi viene detto al lavoratore: tu devi raggiungere questi determinati obiettivi, organizzati come vuoi tu. Altra cosa è il telelavoro, dove tu devi garantire un determinato orario, c'è una determinata quindi scansione temporale, ci sono maggiori controlli, in teoria. Sono due modalità diverse. Quello che c'è stato in questi mesi, qui da noi in Italia soprattutto, più che uno smart working, è stato il telelavoro. Ora, se noi vogliamo introdurre lo smart working, quindi un lavoro da casa, secondo me deve essere organizzato, non può essere come è successo in questa fase dove ci siamo trovati a dover decidere dalla sera alla mattina che doveva essere data una nuova modalità a livello lavorativo, e quindi vabbè, vista la malparata si è presa questa decisione tutti a casa e si è cercato alla meno peggio di continuare a lavorare. In realtà deve essere organizzata seriamente, perché io non sono così convinta che buona parte del personale dell'ente pubblico è rimasta a casa, si parla addirittura di un 90%. Mamma mia. Io non sono sicura che la produttività sia stata addirittura maggiore rispetto al passato, rispetto al fatto di andare presso l'ente. Sicuramente ci sono dei vantaggi nel lavorare da casa, però ne perde l'aspetto relazionale, ne perde il fatto che una donna rischia di rimanersene a casa e di essere segregata. Quando il fatto di andare fuori casa e di avere anche la possibilità di avere rapporti lavorativi o comunque di avere altri contatti ti permette di non vivere una situazione da arresti domiciliari come l'abbiamo vissuta. Il fatto di svolgere un lavoro da casa non ti fa, ad esempio, andare al bar, magari a prendere il caffè, magari mangiare fuori. È vero che questo ti permette di riorganizzarti in maniera diversa i tempi, ma dall'altro lato c'è tutta un'economia che ne risente, un'economia legata proprio alle necessità e alle esigenze di chi rimane fuori. Per quello dico, sicuramente rispetto a qualche mese fa la situazione è cambiata, cioè noi abbiamo avuto un'accelerazione in pochi mesi di anni. È come se ci trovassimo nel 2025, esattamente, dove
Sicuramente cambierà l'organizzazione del lavoro, quindi ci sono dei cenni da questo punto di vista di cambiamento. Io direi deve essere gestito, deve essere organizzato, perché ci sono delle conseguenze positive e delle conseguenze negative. Dobbiamo capire dove vogliamo andare e di conseguenza orientare, proprio perché la nostra economia fino a questo momento ha funzionato in una determinata maniera. Se cambiano le regole, dobbiamo in qualche maniera governare questi fenomeni di cambiamento, perché altrimenti siamo colti alla sprovvista e rischiamo solo di subirne le conseguenze negative. Certo, ma forse anche di responsabilizzare le persone, perché io sto pensando un po' come il passaggio dalla scuola all'università. Più o meno, no? Dove non c'è la frequenza obbligatoria. La scuola ogni giorno, gli insegnanti, pomeriggi, eccetera, improvvisamente scaraventato il mondo dell'università, se non ti responsabilizzi che devi frequentare ogni tanto le lezioni, ma devi studiare 8 ore perché devi avere l'esame, eccetera, uno va fuori corso e addio. È la stessa cosa, no? Uno a un certo punto non puoi portarlo subito, scaraventarlo nel mondo del lavoro domestico se non è domestico, da casa, se non l'hai responsabilizzato e preparato. Quindi occorrerebbe anche fare dei corsi appunto di e poi delle turnazioni. Ovvio che in azienda poi parlo con certe persone che mi dicono guarda, un ufficio piccolo, uno appiccicato all'altro, forse non è neanche compatibile con un modo di lavorare produttivo. Purtroppo il tempo è volato, mi danno segnali. Allora, una battuta di chiusura. Sì. Ma siamo qui come amministratori locali, io dico come rappresentante appunto dell'Anci Veneto, dell'Associazione dei Comuni Veneti, per dire che tentiamo di dare delle risposte, di cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini, capendo che la situazione non è facile. Cerchiamo di tradurre più che altro dei provvedimenti che arrivano dall'alto e cerchiamo di dare delle risposte, soprattutto, adesso mi viene da dire, in vista della ripresa della scuola e della vita che ci sarà da settembre in poi, perché adesso viviamo ancora in una situazione, tra virgolette, estiva e di vacanza. Tra virgolette, sì. Anche perché c'è chi lavora, però non ci sono i ritmi autunnali. Da settembre poi ne riparleremo. Poi vedremo di parlare anche del mondo del lavoro, perché anche questo è similare, vicino, e sperando che non ci siano altre questioni nel frattempo. Allora, Elisa Venturini, vicepresidente Anci Veneto, buon lavoro, perché so che in questo periodo è anche particolarmente intenso e caldo. Grazie. Ci vedremo presto con altri aggiornamenti su queste tematiche, e a voi cari telespettatori grazie di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani.